Allora, professor Sergio, 2021 ci sono le elezioni regionali, cosa ne pensa di queste elezioni? E penso che comunque siano un appuntamento importante perché la rappresentanza che dura per 5 anni si dovrebbe far sentire anche nelle scelte della città. Tante volte abbiamo scontato l'assenza, per cui io penso sia importante, nonostante tutti i limiti dell'epoca e del periodo, di cercare di scegliere delle persone vicine che ci conoscono, insomma, che possono avere continui contatti e recepire le istanze della gente e della città soprattutto. Sì, noi facciamo un po' una battaglia su questo perché faccio spesso questo esempio. Il litorale di Isola Verde il ripascimento non è stato fatto, e mentre a Jesolo il ripascimento è stato fatto prima ancora dell'inizio della stagione in pratica, no? Ovviamente senz'altro io la traduco in una mancanza di rappresentanti nel Consiglio regionale, e quindi è vero che abbiamo la Erika Baldini che però è l'opposizione, e quindi sarebbe opportuno a mio avviso cercare di spingere soprattutto sui candidati. Abbiamo una certa scelta, diciamo, di persone locali che vivono a Chioggia, che lavorano a Chioggia e che insomma siano, diciamo, la pensi così? Sì, io la penso che sia importante che qualcuno dei nostri riesca a sfondare, perché dire una parola in piazza ma anche in consiglio è importante, però io sono convinto anche che sia difficile che ci riesca, perché di solito mentre gli altri si alleano, sanno fare squadra, noi tante volte non siamo mai riusciti, anche se abbiamo avuto un periodo molto favorevole in cui ci sono stati addirittura 3 rappresentanti contemporaneamente, e allora secondo me si è potuto anche sentire poca differenza tra opposizione e maggioranza, perché sapevano anche fare squadra per portare avanti alcuni obiettivi, penso all'ospedale, quando era in crisi, eccetera, eccetera. Però il consiglio che posso dare: scegliete quello che vi è più vicino e quello a cui credete di più, magari, insomma, ma soprattutto locali, insomma.